Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. Dalle prime luci dell'alba sono tornati in azione i soccorritori impegnati nelle ricerche dell'uomo di 56 anni, residente ad Arona, che risulta disperso nel Lago Maggiore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Verbania che conducono le indagini, l'uomo era salito sull'ultima corsa del traghetto partita dall'Aveno e diretta a Intra lunedì sera. A destinazione però è arrivata solo la sua auto. A dare l'allarme è stato il personale della navigazione Lago Maggiore. Sono impegnati nelle ricerche, oltre ai militari verbanesi, anche i vigili del fuoco di Varese e di Verbania, con le squadre nautiche e l'elicottero, e la guardia costiera che ha sede a Lesa. Purtroppo l'ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. Non sono al momento stati rintracciati i familiari dell'uomo e nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Il lago è molto profondo e in alcuni punti, specialmente davanti all'Aveno, raggiunge anche i 200 metri e le correnti sono molto forti. E continuiamo con la cronaca. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 soggetti e un decreto di sequestro di beni per oltre 100.000 euro. I provvedimenti, emessi dal Tribunale di Busto Arsizio, hanno interessato 2 cittadini albanesi coinvolti in attività di detenzione e spaccio e in operazioni di riciclaggio dei relativi proventi. Le investigazioni, svolte sotto la direzione della Procura di Busto, hanno portato anche al sequestro di oltre 50 kg di droga, tra marijuana e cocaina, che venivano acquistate dagli arrestati per essere poi cedute nella provincia varesina da una rete di spacciatori. Inoltre sono stati individuati i canali utilizzati per il reimpiego dei profitti derivanti dallo spaccio. Infatti uno dei soggetti arrestati, con la compiacenza dell'amministratrice indagata a piede libero per l'ipotesi di riciclaggio di 2 cooperative operanti nel settore del trasporto merci e della logistica, gestiva un ramo d'azienda ed effettuava operazioni di acquisto di mezzi aziendali, utilizzati però anche per il trasporto della droga, con risorse di provenienza illecita. Tragedia sfiorata questa mattina per un'auto che improvvisamente ha preso fuoco durante la marcia. È successo a Gorla Maggiore, all'alba, poco prima delle 5:30, all'incrocio fra Viale Europa e Via Baragiola, dove una BMW è stata avvolta dalle fiamme. L'uomo che la guidava ha fatto in tempo ad accostare nei pressi di un supermercato ed è sceso immediatamente chiamando i soccorritori. Questione di attimi, perché ha abbandonato il mezzo giusto prima che l'abitacolo venisse intaccato dalle lingue di fuoco, che probabilmente erano partite dal motore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Tradate. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'auto, evitando, come può accadere, che ci fossero esplosioni. È mattinata all'insegna degli incidenti a Busto Arsizio. Un ragazzo di 16 anni in bicicletta è stato investito alla rotonda di Viale Rimembranze a Saconago, nei pressi del cimitero, da un'utilitaria pochi minuti prima delle 8. Si temeva il peggio, ma i soccorritori, dopo le prime cure, si sono resi conto che la situazione non era particolarmente grave. Lo hanno comunque trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso. Alle 10:45 invece si è temuto per la vita di una donna di 62 anni investita in via Tiene. Anche in questo caso tanta paura, ma la donna non rischia la vita. Brutta avventura per 30 bambini tra i 6 e i 10 anni che viaggiavano su un pullman durante il rientro a Besano dopo una giornata trascorsa con l'oratorio all'Acquapark di Sesto Calende. Poiché non era entrata in funzione l'aria condizionata, a circa metà del viaggio i piccoli hanno cominciato a soffrire il caldo, tanto che 2 di loro, anche a causa delle mascherine indossate, si sono sentiti male. L'unica mamma accompagnatrice e l'educatore adulto presente sul pullman hanno chiesto ripetutamente al conducente dell'autobus della società Morandi di fermarsi per fare prendere aria ai piccoli, ma l'autista non ne ha voluto sapere. Alla fine, convinto dalle urla della donna e dalla telefonata di un collega di un altro bus per il trasporto dei ragazzi oratoriani, ha fermato l'autobus ormai alle porte di Indunolona. I bambini sono stati fatti scendere ed è stato fatto arrivare dalla Morandi un mezzo sostitutivo per riaccompagnarli a casa. E ora ci spostiamo a Gallarate per il centenario dell'Associazione Combattenti Reduci, il servizio di Elisa Ranzetta. Ci sono 100 anni di storia, dalla guerra alla ricostruzione, nella sede dell'Associazione Famiglie di Caduti e Dispersi in Guerra di Gallarate, guidata da Giovanni Moscato.
costituzione di una sezione locale dell'Associazione Nazionale per le Madri e le Vedove decadute. Così recita il verbale di costituzione della sezione gallatese datato giugno 1921. Domenica mattina i 100 anni da quella data sono stati celebrati in Basilica e poi davanti al monumento di Piazza Risorgimento con una cerimonia in memoria di quanti hanno perso la vita in combattimento e delle loro vedove, donne che nel 1924 donarono la corona di bronzo ai piedi del monumento. In cambio ebbero la bandiera che ancora oggi è custodita nella sede dell'Associazione Centenaria accanto alle scuolerie Martignoni. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con informazioni di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!